Il mondo dell'associazionismo in questa campagna vaccinale si è rivelato uno dei pilastri fondamentali e in quest'ambito l'Associazione Nazionale Alpina ha un suo posto davvero importante e privilegiato. Io ho fatto il giro di quasi tutte le regioni d'Italia e li ho trovati pressoché dappertutto, non solo sull'arco alpino ma nelle regioni del centro, nelle regioni del sud, nelle isole, in Sardegna ho ritrovato dei vecchi amici. E perché è importante, i punti vaccinali noi li abbiamo decuplicati nel tempo, siamo partiti che ce n'erano pochissimi, adesso ce n'è quasi 2900, ma per poterli gestire ovviamente il grande lavoro lo fanno i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, però poi tutto il personale amministrativo, il personale che indirizza le persone, anche quelle meno avvezze ai sistemi informatici e che quindi danno una mano, fanno parte del mondo dell'associazionismo e come dicevo prima l'Associazione Nazionale Alpini fa la sua grande parte. Non ultimo, come ha ricordato prima il Presidente Favero, anche ad Avezzano, nel campo che ha organizzato la Croce Rossa con la Protezione Civile per accogliere 1 migliaio di profughi afghani, sta facendo la sua parte l'Associazione Nazionale Alpini, laddove la struttura commissariale sta provvedendo a farli vaccinare insieme alle regioni e anche alla difesa. Lei diceva che questa località le dà la possibilità di ritemprare i valori alpini. Quali sono i valori che vengono ospitati in questa località? L'hanno definita la cattedrale del sacrificio. Sicuramente la memoria, un popolo senza memoria non ha futuro. E poi quello che ha detto lei, il sacrificio, il senso di responsabilità, l'esempio che bisogna dare e anche la solidarietà. Cioè non lasciare dietro nessuno e questi sono un po' i principi su cui si basa l'essere alpini, l'alpinità, l'associazione nazionale ma anche gli alpini in armi. Dunque generale, lei prima parlava di una cattedrale del sacrificio e parlando di questo parlava anche di come insegnare ai giovani, come farla vedere ai giovani. Qual è secondo lei la soluzione per dare un futuro alle associazioni e agli alpini, alle associazioni degli alpini? Beh, ci sono due parole, la inclusione e la partecipazione, bisogna aprirsi a tutti coloro che si riconoscono in questi valori e naturalmente agevolarli nella scoperta di questi posti. Questi posti non devono rimanere una nicchia per pochi che sanno che esistono, ma bisogna veramente far venire tutti. Io penso a tutti quelli che vogliono fare gli alpini, che magari sono in Val d'Aosta o sono in Friuli, non sono mai passati qui, sarebbe una bella occasione per farlo. L'emozione è grande per me, ma per tutta la comunità. Siamo molto felici, è stata una manifestazione molto sentita, impreziosita dalle personalità che hanno voluto essere qui al bosco e sono felice per gli alpini di tutte e 4 le sezioni, in particolare per gli alpini di Cison, perché credo sia un bel riconoscimento del sacrificio quotidiano, continuo di questi 50 anni del lavoro di mantenimento nel bosco, quindi veramente contenta. Si parlava anche di uno scopo didattico di questo posto, vengono portate qui le scuole, viene sensibilizzato sul valore di quello che chiamavano appunto la cattedrale del sacrificio. Assolutamente sì, ho voluto ricordarlo nel mio intervento. Una delle attività più meritevoli, oltre alla cura fisica e concreta del bosco, è anche questa capacità e volontà degli alpini di tramandare alle nuove generazioni gli alti valori dell'alpinità e quindi vedere qui le scolaresche e vedere che animano il bosco è veramente una gran soddisfazione, quindi un merito e un plauso ulteriore agli alpini che si prestano a questa attività. Siamo un gruppo diciamo di Follina, facciamo attività di scautismo durante l'anno, soprattutto d'estate, e ci è stato chiesto di fare un po' di sorveglianza durante la notte per evitare, insomma, per fare un po' da deterrente a eventuali tentativi, diciamo, di vandalismo. Ecco. Quindi abbiamo dormito qua al Bosco delle Penemozze e questa mattina partecipiamo alla cerimonia anche per salutare il comandante delle truppe alpine che annualmente ci concede di effettuare delle attività addestrative con gli istruttori militari del centro addestramento alpino.